La nona giornata del massimo campionato di basket ha visto, tra i quintetti del nord-est, Trento completare in modo vincente il trittico terribile di gare tra Italia ed Europa, sconfiggendo Pesaro per 79-75 al termine di un'autentica battaglia che consente agli uomini di Emanuele Molin di agganciare al quarto posto varese, confermando il buon momento. Seconda sconfitta consecutiva invece per Reyer Venezia, che scivola addirittura al nono posto, scavalcata proprio da Eppi Casa Brindisi, guidata dall'ex Frank Vitucci, che nello scontro diretto infligge ai lagunari una dura lezione. Oro Granata ancora una volta double face rispetto alla Eurocup. Contratti ed imprecisi si fanno subito distanziare nel primo quarto dai pugliesi che chiudono 17-6 con il peggiore inizio di gara stagionale finora disputato dai ragazzi di Walter De Raffaele. Nel prosieguo del confronto Spissu e Freeman prima e più avanti Granger cercano di tenere il passo dei padroni di casa e al termine della seconda frazione fanno mettere un istante la testa avanti agli ospiti, ma è proprio soltanto un istante. Nel terzo quarto sembra di ritornare ad inizio gara, con troppe palle perse dai veneziani dove Watt e Willis non incidono. Eppi Casa prende il largo, trascinata da un monumentale Reed e da un ottimo Mascolo, ex Trento, ma ancora Spissu e Tessitori limano lo svantaggio da -10 a -5. Ultima parte di match sempre con inerzia a favore casalingo e padrone di casa anche avanti di 15 lunghezze. C'è a questo punto un Granger fantastico, capace di mettere 2 triple consecutive, ma è nuovamente di 11 punti il divario tra le due squadre. Brindisi gestisce bene e chiude il match a +12. Tutto da rifare quindi per De Nicolao e compagni, attesi ora dal confronto casalingo di Eurocup contro i temibili turchi del Bursaspor, prima dell'anticipo casalingo di campionato al Tagliercio sabato prossimo alle 19 contro Brescia, quinta in classifica, che i lagunari devono sconfiggere per ritornare in zona Final 8 di Coppa Italia. Anche il resto dei quintetti del nord-est non ha brillato. Sempre più profondo nero per Universo Treviso, penultima, battuta nettamente a Scafati, e per Verona, ultima, travolta in casa sabato da Dertona. Importante successo infine per Trieste, che espugna il parquet di Reggio Emilia e raggiunge Napoli e Sassari a quota 6, anche se la seconda parte della classifica, quella più bassa, è davvero cortissima, raccogliendo in 2 punti ben 7 squadre.